Agli artigiani un messaggio che di guardare più in alto, di guardare all'Europa, perché è lì che si gioca un po' la partita. Ma il nostro paese, l'Italia, purtroppo è in declino e una delle regioni più importanti come il Veneto non può che subirne le conseguenze. Eravamo la quarta, quinta potenza industriale del mondo, oggi siamo l'ottava, nona, tra 10 anni saremo al 23° posto, questo dicono statistiche approfondite. Le prime tre economie saranno India in ordine, Cina e Stati Uniti. La Germania, unico paese europeo, sarà al 10° posto. Se noi crolliamo in questo modo è chiaro che anche una regione fondamentale come il Veneto si ridurrà molto in basso. Perché? Perché da una parte c'è un'Europa matrigna nei confronti dell'Italia, del Veneto, dall'altra parte ci sono tematiche nuove che irrompono, ad esempio il costo dell'energia. Se noi non riusciamo a capire che al di là delle vicende geopolitiche non possono esserci profitti così esagerati per Eni ed Enel, che di fatto sono ancora parzialmente statali, senza una redistribuzione alla piccola e media impresa di queste risorse. Con le accise si vincono le elezioni, però poi alla fine ai consumatori e alla piccola e media impresa, che sono l'asse portante del Veneto, non arriva nulla.